Meno male tu sei tutelato molto, perché c'è un grande arbitro. Poi, Quanto dai, grande? grandissimo. Vabbè. Ninna nanna nanna ninna, per pupetto vola zinna, fa la ninna dormi via sonno, che se dormi non vedrai. Poi Adriano in fuorigioco, spara ancora su Antonioli. Tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo tra le spade e i fucili. Diciamo che il gol della Roma senza ombra di dubbio era irregolare, per cui doveva essere annullato. Perché? Perché innanzitutto la posizione di Borriello, come dicevi tu, fondamentale poi è la posizione in fuorigioco di Adriano, che anche in questo caso complica ulteriormente la situazione. Poi di Simplicio è la meno evidente quasi, però sostanzialmente sono 3 errori in uno, per cui hanno ragione quelli del Cesena a lamentarsi, il gol era irregolare. Per i popoli che sono civili, ninna nanna tu non senti, li sospiri e li lamenti, della povera gente che se scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza, della gente che se scanna per un matto che comanda e a vantaggio pure d'una fede. Per un Dio che non si vede, ma che è sempre un bel riparo, per il macellaro che sa bene che la guerra è un gran giro Parte da una sconfitta, riparte da situazioni che non hanno dato magari, non so, un calcio di rigore poteva darci energie diverse. Credo che il risultato più giusto era il pari, però purtroppo la differenza l'ha fatta quella deviazione. Sì, l'ha fatta De Rossi che andava espulso. Conosciuto per Gobbo di Roma. Che prepara le risorse per i ladri delle borse. Il regolamento parla chiaro. Se tu volontariamente la colpisci con il braccio, con la mano, quello che sia, andava espulso De Rossi. Ha un po' protestato il Bologna perché il tuo fallo di mani chiedeva un'altra ammonizione, poi vedi il calcio è fatto così e tocca a te fare gol. Secondo me era giusto il fallo ma non l'ammonizione. Un intervento di Carjà su Menez con il conseguente giallo fa infuriare il pubblico nerazzurro che decide di improvvisare una pagnolata all'indirizzo di Tagliavento. Cambiasso vede partire Pazzini, posizione regolare, è regolare, è regolare! Gran pallone dietro, si è alzata la bandierina di Copelli, vediamo ritira fuori Fazzoletti per Tagliavento, corner battuto, colpo di testa, palo, mischia, salvataggio, gol della Roma, incredibile, Loria, ma guarda come si va a riaprire una gara su un calcio d'angolo che non c'era, 4-3. Ecco, su questo tocco di Gedà, su questo colpo di testa verso la porta, c'è il braccio netto di Perrotta che interviene sul pallone e qui il calcio di rigore era, a mio giudizio, dovuto e non è stato concesso al Lecce, cosa che invece è stata concessa, rigore che invece è stato concesso per un fallo similare quando su Borriello Munari contrasta Borriello in questa maniera, col braccio alto, e qui c'era il rigore
che giustamente è stato concesso da D'Amato, ma prima c'era un rigore a favore del Lecce. Lo sbaglio più grande di noi poracci, di noi gentaccia, è da una rubare, è da una fare rapine, è da una anche ammazzare, perché siamo dei gran figli della mignotta. E prima della punizione una luce laser per disturbare il portiere laziale. L'episodio dell'1-0 con il laser che colpisce il viso di Muslera, sia, lo vedremo adesso immediatamente, sia poi anche in occasione del calcio di rigore battuto da Totti, del 2-0, lo stesso Muslera viene colpito, ecco, qui vediamo il laser che colpisce le immagini. Vedete la macchia verde prima sulla maglia. Prima aveva urlato, prima del calcio di punizione, aveva cercato di richiamare l'attenzione dell'arbitro. Era accaduto già nella fase di riscaldamento che era stato disturbato e aveva segnalato all'arbitro questo. E anche prima del calcio di punizione. Prima del calcio di punizione, però guardate con quale precisione riescono a indicarlo, a direzionarlo. Anche perché qui si parla dei tifosi che probabilmente la Roma sarà sanzionata poi con una ammenda anche importante. Anche perché c'era stato l'appello. Però è una cosa Altri episodi? Altri episodi ce ne sono stati diversi. Innanzitutto Totti, che con la sua grande esperienza ha, diciamo, anche un po' irriso e provocato i giocatori della Lazio. Proprio a proposito di queste pseudo provocazioni di Totti, che non posso definire provocazioni, ma sicuramente comportamento che ha irritato i giocatori della Lazio. Qui in occasione di questa battuta, di questo calcio di punizione, si sono trattenuti a lunghissimo tempo, per lunghissimo tempo prima di battere. Non ha vinto il migliore perché era una partita da 0-0. Era una partita da 0-0 e quell'episodio ha deciso la partita. Vabbè, comunque, insomma, così. È stato sicuramente bravo ad andare giù, però... E forse ci lascia un po' cadere. Sicuramente c'è stato un episodio che ha fatto discutere molto, anche perché in effetti c'è stato questo gol annullato ad Asamoah l'Udinese negli ultimi minuti e per un tocco di mano. Come possiamo vedere dalle immagini, innanzitutto qui c'è un dubbio sulla posizione di fuorigioco di Asamoah, che invece non è in fuorigioco, ma la cosa evidente è che è vero che Asamoah tocca il pallone con le mani, col braccio che va poi a finire in porta, ma prima viene ostacolato da Perrotta, che dalle spalle, alle sue spalle lo ostacola, spingendolo, mettendogli il braccio sulla schiena. Questo è un rigore netto, un rigore che manca all'Udinese e che meritava, poteva essere anche rosso, perché è una chiara occasione da rete, ricordiamo che qui il portiere in porta. Siamo sull'1-1. Siamo sull'1-1 a pochissimi minuti dalla fine. Il rigore è difficile da vedere per l'arbitro, non per l'assistente, perché l'assistente ha una prospettiva migliore, poteva vederlo. Anche Perrotta fa una faccia in cui si accorge di aver fatto... Io comunque ero a vedere la partita e l'ho visto dal campo e si vedeva che Asamoah era stato sbilanciato per colpire la palla con la mano, non voleva colpire la palla con la mano. Secondo me... Non era difficile da vedere non era difficile da vedere, secondo me qualche vantaggio, ora si arrabbierà Liguori, ma me l'aspetto già. Io onestamente dico che qualche vantaggio D'Amato l'ha dato alla Roma ieri. Ma ti pare che mi arrabbio che se piglia il vantaggio? Io mi arrabbio se gli dà qualche svantaggio.
e Stankovic può mandare il pallone in rete, ma viene fischiato un fallo inesistente perché non è stato Stankovic a commettere fallo su Doni, e infatti si sta arrabbiando il centrocampista nerazzurro, ma è stato Juan a scontrarsi con il portiere della Roma. Abbiamo la conferma dal monitor sul replay, è stato uno scontro malinteso tra Juan e Doni, scontro tra i due. Stankovic ha preso il pallone e lo ha depositato in rete, l'arbitro ha fischiato inspiegabilmente, non ha fatto nulla per evitare, no, però quello era rigore, e tra l'altro credo. era a 3-4 metri, quindi poteva starci il rigore a favore dell'Inter. Braccio largo di De Rossi, questo era rigore. Ma dicevo che secondo me ci sono tanti però gli errori voluti. Ma per esempio anche sulla punizione del gol di Totti, secondo me il fallo non era così clamoroso. Russo indica il dischetto, ma inspiegabilmente estrae il cartellino giallo a Parisi, totalmente estraneo all'episodio. Il mancato provvedimento nei confronti di Totti, perché purtroppo, dispiace dirlo, Vediamo. ma Totti urla all'arbitro queste frasi che... Qui ci sono delle discrepanze nel corso del campionato che sono clamorose, ci sono episodi similari con frasi anche meno volgari. Ibra ha detto molto meno a Firenze. Sembra un flashback di Però prima vediamo un'altra protesta di Totti che non accetta assolutamente una decisione di Russo e la contesta, visto che aveva avuto l'immunità nella precedente protesta. Guardate come reagisce per questo fischio, per un presunto tocco di mano. Gli dice un'altra cosa, un'altra parolaccia, proprio in maniera molto evidente. Guardate. Andiamo avanti, c'è un altro calcio di rigore concesso questa volta sul 2-2, viene concesso questo calcio di rigore alla Roma. Qui devo dire che per me non è calcio di rigore perché Borriello con molto mestiere, e ne abbiamo viste tante in area di rigore, si attacca alla maglia di Glick. Nel maxi recupero da 5 minuti Rise butta in mezzo, non la prende nessuno, la prende Rosi. Proteste vivaci da parte dei pugliesi per un sospetto tocco con l'avambraccio da parte del giocatore della Roma. Carne nella moviola, ma intanto il campo regala 3 punti. E si è lamentato subito di un possibile calcio d'angolo su quell'azione che poi dopo, l'ultimo ribaltandosi episodio in fronte, ha generato il gol che va su 2 punti in più nella classifica della Roma. C'era calcio d'angolo lì? C'era assolutamente vediamo? calcio d'angolo, una designazione sbagliata da parte del designatore Braschi. Però cosa c'entra qui l'arbitro? Ma c'entra l'arbitro, c'entra l'assistente, una ragazza, una giovane Romina Santuari. Romina Santuari, che viene dalla Serie B, viene mandata insieme con Russo in questa partita delicatissima per Russo, che tornava ad arbitrare la Roma dopo le tantissime polemiche. Di solito sì, è preferibile non mandare un arbitro coinvolto in quelle polemiche in una partita decisiva come questa per la Roma, per la lotta alla Champions Qui c'è League. la deviazione. E poi non bisogna mandare con un assistente alle prime armi. L'ultimo episodio è il gol scaturito al 95esimo, non ci sarebbe stata questa azione se l'assistente avesse segnalato il calcio d'angolo, perché era avvenuto al 94esimo. Si è protestato per questo tocco di Rosi con l'avambraccio, io direi che sembra questo è fallo uno di mano. stop sbagliato, Paolo? No. È un altro errore, purtroppo. Però il Bari non meritava di perdere. Allora c'è la maggiore ragione. Stai dicendo quello che dico io. Prossimo passo. Il discorso non riguarda solo la Roma e il Bari, ma riguarda anche tutte le concorrenti della Roma che stanno giocando la posizione in Champions League.